Benvenuti al TG1 di martedì 17 ottobre, vediamo insieme i titoli di questa edizione. Non accenna a migliorare la situazione del traffico aereo, prosegue la protesta dei controllori di volo ed anche la nebbia contribuisce ad aumentare i disagi dei passeggeri. Il governo deciso ad intervenire. Al via la privatizzazione dell'ENI, i soci privati non potranno possedere oltre il 3% del capitale di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Caso Mancuso, domani al Senato il voto sulla sfiducia al Ministro di Grazia e Giustizia, compatto il polo di centrodestra, invita il Ministro a non dimettersi. Il Presidente Scalfaro dice obbedirò al Parlamento. La marcia dei neri a Washington per un giorno, padroni della città, 1 milione in piazza, il seguito di Farracca nel discusso il leader del movimento Nazione Islamica. Sequestro Vinci, procuratore distrettuale antimafia di Cagliari, Melis, definisce assurda la legge sul blocco dei beni dei sequestrati. Il mondo politico e numerose compagnie aeree hanno chiesto l'intervento del governo per mettere un punto fermo nella vertenza del trasporto aereo, per cercare di giungere ad una soluzione. Oggi è probabile un incontro tra le parti a Palazzo Chigi. La protesta dei controllori di volo ha fatto trascorrere un'altra giornata difficile per chi ha dovuto o cercato di prendere l'aereo. A complicare la situazione anche la chiusura di una delle 3 piste di atterraggio dell'aeroporto di Fiumicino e, come se non bastasse, anche la nebbia. E per oggi le prospettive non sono migliori. Sentiamo il servizio. Mentre governo e sindacati dei controllori di volo continuano il loro braccio di ferro, anche ieri in tutta Italia si è volato a singhiozzo. Sono stati 105 i voli che l'Alitalia ha dovuto cancellare per snellire il traffico aereo. Malgrado ciò, a Fiumicino più di 300 voli hanno subito forti ritardi sia in partenza che in arrivo. Situazione analoga a Milano, dove per nebbia è stato chiuso fino alle 10 l'aeroporto di Linate. A fine giornata l'85% dei voli è partito o arrivato in ritardo. Intanto l'Alitalia fa sapere che a partire da oggi e per tutta la settimana sarà costretta a cancellare dai 65 ai 70 voli al giorno. L'intricata vertenza dei controllori di volo coinvolge anche il mondo politico. Per Casini, leader del CCD, Dini dovrebbe intervenire drasticamente. Reagan, dice Casini, risolse la vertenza dei controllori di volo in mezza giornata, militarizzandoli. Diverse parole ma stesso tono per Angius del PDS. Il governo ha il dovere di intervenire con misure assolutamente straordinarie ed eccezionali. Nuovo passo avanti per la privatizzazione dell'ENI, uno dei maggiori gruppi industriali italiani che sul mercato vale circa 50.000 miliardi, guidato da Franco Bernabé. L'assemblea della stessa società ha infatti varato le modifiche allo statuto necessarie per procedere alla collocazione sul mercato delle azioni del gruppo energetico pubblico. I soci privati non potranno avere più di un 3% del capitale. È stato poi fissato un tetto dell'1% per la presentazione delle liste di minoranza. Introdotta inoltre la Golden Share, cioè un'azione di minoranza che resterà in mano al Tesoro e darà allo Stato particolari privilegi nelle scelte delle linee strategiche della società. In pratica si dà così l'avvio concreto all'iter di privatizzazione dell'ENI. Le modifiche statutarie sanciscono anche il voto di lista, strumento a tutela dei piccoli azionisti, ed il voto per corrispondenza. Estesi i poteri riservati al Ministero del Tesoro, il Ministro mantiene il potere di dare il gradimento ai soci ed avrà anche un potere di veto per quanto riguarda l'adozione di delibere di scioglimento della società. Ed ancora manterrà il potere di nomina di almeno un amministratore. L'introduzione del tetto massimo di possesso del capitale del 3% ricalca le scelte già operate per la privatizzazione delle banche IRI, Comit e Credit. Il Consiglio di amministrazione ha deliberato anche di chiedere l'ammissione alla quotazione delle azioni ENI anche a Wall Street. Da oggi riprende il lavoro delle bisarche, cioè i grossi automezzi adibiti al trasporto delle automobili, quindi niente più veicoli bloccati sui piazzali antistanti gli stabilimenti e ripresa dell'attività sia produttiva che distributiva. È stata infatti raggiunta una prima intesa al Ministero dei Trasporti tra i guidatori di bisarche ed i rappresentanti della committenza. La trattativa vera e propria partirà questo pomeriggio. In particolare si parlerà delle percentuali di aumento delle tariffe di trasporto. Inizio di settimana in grigio per la borsa, l'indice MIPTEL ha perso il 2,17%, la prova dei mercati è stata negativa per i titoli Gemina in calo del 5,43%, in particolare i titoli della finanziaria milanese e delle altre società collegate nel progetto Super Gemina sono state punite dai mercati. Le Ferfin hanno perso il 5,90%, le SNIA il 7,57%, le Montedison il 3,54%. Sul mercato valutario la
nostra moneta è rimasta stabile nei confronti del dollaro, che è stato cambiato a 1.601 lire, come venerdì scorso. In rialzo invece il marco, che è stato quotato a 1.128 lire, 5 in più rispetto alla settimana scorsa. La pagina politica. Mercoledì il Senato discuterà le mozioni di sfiducia al ministro Mancuso. Ieri è stata annullata la riunione dei capigruppo cui avrebbe dovuto partecipare il presidente Dini. Sono così cadute le speranze di quanti chiedevano un rinvio della discussione sul caso Mancuso in modo tale da non intralciare l'approvazione della finanziaria. Il centrodestra è comunque compatto nel chiedere a Mancuso di non dimettersi anche in caso di mozione di sfiducia individuale nei suoi confronti. Ed anche il presidente Scalfaro è tornato a far sentire la sua voce. I servizi di Fulvio Damiani, Carla Mosca, poi dalla redazione il punto di Marco Frittella. Ormai la decisione è presa, la vicenda Mancuso verrà discussa dunque mercoledì al Senato e questa decisione l'ha presa il governo dopo sforzi, tentativi compiuti da Dini per cercare di rinviare il dibattito. L'annullamento della conferenza dei capigruppo alla presenza di Dini, fissata per il pomeriggio, è stata la conferma che il governo la decisione l'aveva presa. Dini in numerosi contatti personali aveva tentato il rinvio a dopo la finanziaria, ma tutto è stato inutile sia per la ferma decisione del PDS, ma anche della Lega confluita sulla richiesta di Botteghe Oscure, forse pensando a negative ripercussioni sul suo elettorato del nord. Per tutto il giorno bocche cucite a Palazzo Chigi. Dini, dicono i suoi collaboratori, è sereno, consapevole di aver fatto tutto il possibile per il rinvio del dibattito. Ma al Presidente non sfugge che l'effetto Mancuso potrebbe avere riflessi che potrebbero andare oltre la vicenda in sé per investire forse la stessa natura tecnica del suo governo. Pare comunque che sia da escludere una crisi di governo, perché non la vogliono né il Polo né il centrosinistra, come si esclude un rimpasto per un Dini bis. Il solo tracciato pare essere allora quello della sostituzione del solo ministro qualora sfiduciato, ma vicende come queste non si sa mai come possono finire. Eccoli i numeri del caso Mancuso, insomma gli articoli della Costituzione da cui non può prescindere alcuna delle soluzioni allo studio qualora mercoledì il Senato approvasse la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro. L'articolo 94 che indica nella fiducia del Parlamento il pilastro del Governo e il 95 sulle responsabilità collegiali del Governo appunto e anche quelle individuali dei singoli ministri e il l'unico che la Costituzione dedichi a un solo ministro, quello della giustizia, appunto, per attribuirgli quel potere di iniziativa di cui, secondo i firmatari delle mozioni, Mancuso avrebbe abusato. Le possibili soluzioni. La prima, il ministro si dimette. Sembra la meno probabile se vale quello che egli ha detto e anche scritto in diverse occasioni. La seconda è Dini ad aprire la crisi di governo, soluzione che tutti considerano pericolosa, e il ministro intanto rimarrebbe in carica fino al nuovo governo per gli affari correnti. Terza soluzione, il Presidente della Repubblica, su richiesta di Dini, revoca il mandato a Mancuso. I costituzionalisti non concordano però sulla sua praticabilità. La quarta ed ultima è conseguenza della terza. Il ministro ricorre all'Alta Corte per il conflitto di competenza tra i poteri dello Stato e, in attesa della sentenza, rimane al suo posto. Per il Presidente della Repubblica, che oggi ha parlato alla cerimonia di conferimento dei Cavallierati del Lavoro, il mondo politico italiano ha subito una malattia seria e un intervento chirurgico vasto. Non è sempre facile, ha osservato Scalfaro, dire il giorno in cui la malattia è finita e comincia la convalescenza. Il Presidente è tornato poi a ribadire che la nostra Costituzione pone il Parlamento al vertice e il Presidente della Repubblica in ascolto ubbidiente al comportamento, alla volontà e alle decisioni parlamentari. Avete sentito Scalfaro parlare di malattia del sistema politico italiano e ora col caso Mancuso è come se si manifestassero tutti insieme contemporaneamente i sintomi di questa malattia. Vediamo. Il governo in difficoltà nel difendere ma anche nello sconfessare il proprio ministro della giustizia. La maggioranza che vuole cacciare Mancuso, che ha accettato per 2 volte di rinviare la questione, adesso decide di andare avanti costi quel che costi ma conoscendo tutti i rischi.
o l'esplosione degli equilibri che reggono il governo o anche un cambio di natura della maggioranza da tecnica in politica. Infine il polo che decide di sostenere anche qui, costi quel che costi, il ministro, ma che sa anche che un'esplosione degli equilibri farebbe precipitare la situazione creando ancora più disordine. Di suo Scalfaro dice: io debbo obbedire al Parlamento. In mezzo c'è la finanziaria che rischia di trasformarsi in una specie di ostaggio. Dini in questi mesi ha dato prova di grande abilità proprio sul caso Mancuso, per 2 volte è riuscito a salvare un po' tutto, il governo e il ministro, la maggioranza e l'opposizione, ma il problema è rimasto, si è ingarbugliato nonostante l'equilibrismo di Dini. Di fronte a questo coagularsi di problemi anche Dini sarà messo a dura prova, d'altra parte si sa che avrebbe preferito un rinvio. Ora di un rinvio non si può proprio più parlare e se si aprisse un conflitto istituzionale questo coinvolgerebbe nell'ordine il governo, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale e forse anche un TAR. Definire confuso questo tempo politico forse comincia ad essere un eufemismo. Terza giornata americana per il leader di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini. In mattinata ha incontrato vari esponenti dell'economia e della finanza di New York, ma il momento clou è in corso proprio in queste ore, con l'incontro riservato e privato con Henry Kissinger. Gli esiti del colloquio, al quale non sono ammessi né giornalisti né telecamere, saranno resi noti alla stampa in una conferenza successiva. I neri d'America si sono ritrovati a Washington dietro Louis Farrakhan, controverso leader del movimento Nazione Islamica. Presenti alla manifestazione 1 milione di persone. Sentiamo il nostro corrispondente Giuseppe Lugato. Gran finale, arriva il leader, Louis Farrakhan, circondato dalle guardie del corpo che non lo abbandonano mai, nemmeno durante l'atteso discorso, e subito denuncia la doppia America, fatta di 2 diverse società, separate e ineguali. 2 Americhe anzi, dice, una bianca e una nera, e fa la storia della supremazia bianca perpetuata accusa dai presidenti, da Washington a Jefferson e anche a Lincoln, il liberatore degli schiavi. Si è rivolto a Clinton, congratulandosi per il discorso pronunciato oggi in Texas, in cui invitava la riconciliazione razziale, a ripulire la propria casa dal razzismo, sia bianchi sia neri. Ma ammonisce: non affondi troppo il presidente sul grande male dell'America, il razzismo bianco. Non si è scostato insomma dalla sua linea classica di contrapporre bianchi e neri, separazione e non integrazione. Si è assunto il merito di questa grande marcia nel segno del risveglio dei neri d'America, obiettivo raggiunto, nonostante le vistose assenze di neri illustri. Jesse Jackson presente, l'eccezione più rilevante. Quanti partecipanti? I numeri importano poco, certo, centinaia di migliaia, forse 1 milione. Comunque una folla immensa, primato afroamericano, mai visti così tanti di loro insieme. E certo, questo è il messaggio più forte, che l'America non dovrebbe ignorare, se non a prezzo di grossi rischi, che peseranno sul suo domani. Il regime di Saddam Hussein è in festa per i risultati del referendum sulla presidenza della Repubblica, indetto per decidere sulla permanenza al potere del Rais per altri 7 anni. Secondo i risultati comunicati dalle autorità irachene, ha risposto sì il 99,96% dei votanti, praticamente l'unanimità, ma gli osservatori internazionali hanno messo in dubbio la regolarità del voto, parlando di schede consegnate agli elettori con il voto già segnato e di massicce violazioni del segreto elettorale. Le autorità palestinesi hanno scarcerato su ordine di Arafat, un altro dirigente di Hamas, il gruppo fondamentalista di resistenza islamica. La decisione di Arafat si inquadra nel tentativo di un accordo di riconciliazione tra l'autorità nazionale palestinese e le opposizioni integraliste. Tuttavia i guerriglieri sciiti filo-iraniani sono tornati a colpire ieri pomeriggio nel Libano del Sud. 2 mercenari filo-israeliani sono stati feriti molto gravemente durante un assalto a colpi di granate ed armi automatiche. Tornano le lettere esplosive in Austria. Ieri ne sono scoppiate altre 2 che hanno provocato il ferimento di altrettante persone. Sfortunati destinatari delle missive bomba, un medico di origine siriana e un'anziana signora impegnati in attività in favore dei rifugiati. I terroristi, probabilmente di destra, hanno colpito in un momento particolare per l'Austria. Dopo la rottura in seno alla coalizione di governo, il paese va verso elezioni politiche anticipate previste per il 17 dicembre.
Sequestro Vinci. Dopo i 5 arresti eseguiti ieri, gli inquirenti sono convinti di aver messo le mani sull'intera banda dei rapitori del giovane imprenditore. Intanto scoppia la polemica degli stessi magistrati sardi sulla legge che impone il sequestro dei beni ai familiari del rapito. Ieri notte, mentre Giuseppe Vinci tornava a casa a Macomer finalmente libero dopo 10 mesi di prigionia, nel Nuorese è scattata l'operazione che ha portato all'arresto dei suoi presunti sequestratori. 5 persone sono finite in carcere, un 6° provvedimento giudiziario è stato notificato a un detenuto. Tutti pregiudicati, alcuni degli arrestati erano già stati indagati per sequestri di persona. Tra essi il nipote di Graziano Mesina, Tonino Crisantu, e un allevatore al quale poco tempo fa, con la legge antimafia, erano stati sequestrati beni per oltre 1 miliardo di lire. I nomi dei presunti sequestratori erano sulla lista degli inquirenti ormai da un mese, ma si è atteso il momento propizio per evitare di mettere in pericolo la vita dell'ostaggio. Eppure, secondo il procuratore distrettuale Franco Melis, lo Stato ha fatto questa volta una brutta figura. Il magistrato ha condannato la legge sul blocco dei beni, definendola disumana, e ha confermato che Vinci è stato liberato perché il padre ha pagato il riscatto. Si parla di almeno 5 o 6 miliardi di lire. Falsi invalidi e false pensioni. Ci sono sviluppi nelle inchieste condotte a Torino e a Roma. 7 gli arresti nel capoluogo piemontese per una truffa all'INPS che andava avanti da più di 6 anni. A Roma una vera e propria organizzazione in una USL favoriva l'assunzione dei falsi invalidi in cambio di voti. E c'è il primo politico rinviato a giudizio per questa inchiesta, l'ex democristiano Pino Lucchesi. Intanto in provincia di Lecce un centinaio di persone ha rinunciato all'indennità di accompagnamento e alla pensione di invalidità. È nascosta in questi fascicoli, che raccolgono circa 115.000 pratiche e certificati, la storia degli invalidi veri e falsi della provincia di Lecce. Sono le pratiche che affollano i sotterranei della Commissione Provinciale per le pensioni di invalidità civile. Anche qui il lavoro è diminuito negli ultimi mesi. Le inchieste della magistratura leccese hanno portato in carcere medici e faccendieri impegnati a far ottenere, dietro l'autocompenso, pensioni di invalidità anche a chi non ne aveva diritto, oppure ad affrettare pratiche dall'iter lunghissimo per la concessione di pensioni a invalidi veri che avrebbero dovuto aspettare anni, così come stanno aspettando tante altre persone. Tutto questo terremoto ha portato non solo la diminuzione delle domande di pensione, passate da 16.000 nel 94 alle 4.400 dei primi 9 mesi di quest'anno, ma la paura ha anche spinto un centinaio di invalidi a rinunciare all'indennità di accompagnamento, quell'assegno suppletivo che viene conferito mensilmente all'invalido al 100% per pagare l'assistenza di una persona. Ed intanto ci sono altri 15.000 salentini che attendono, alcuni da qualche anno, di vedere riconosciuto il loro diritto alla pensione. Per qualcuno di loro la pensione arriverà a morte avvenuta. La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla lettera che il parroco della chiesa della Magione, Don Giacomo Ribaudo, ha scritto al pentito Salvatore Barbagallo, invitandolo a ritrattare nel caso in cui le accuse fossero false o dettate dal desiderio di salvare se stesso. Oggi Don Giacomo sarà ascoltato dai magistrati. Il sacerdote della Magione ha scritto che con il suo pentimento Barbagallo potrebbe aver gettato nello sfacelo intere famiglie. Ai nostri microfoni il sacerdote ha dichiarato di non essere a conoscenza di fatti particolari, di non aver ricevuto pressioni da nessuno e di aver agito soltanto per motivi pastorali. Tengo fin da ora a precisare, lo dico pubblicamente, che io da Barbagallo non ho ricevuto nessuna confidenza, semplicemente perché non lo vedo da anni, né ho ricevuto altre confidenze da parte di chi che sia. Ma allora perché una lettera pubblica e non privata? Perché questo invito a ritrattare rivolto ad un pentito che recentemente la Cassazione ha ritenuto attendibile e che ha portato in carcere diversi presunti esponenti mafiosi di Villa Abate? Forse padre Ribaudo conosce particolari ancora sconosciuti agli inquirenti e ai magistrati il sacerdote promette importanti dichiarazioni. Misterioso duplice omicidio in provincia di Brescia. Un pensionato di 61 anni, Mario Tognoli, e sua figlia Nadia, di 31, sono stati uccisi nella loro abitazione a Concesio. In gravissime condizioni la moglie dell'uomo. I 3 sono stati aggrediti e colpiti alla testa con una spranga o un martello. Il duplice delitto, che potrebbe risalire anche a sabato sera, è stato scoperto ieri mattina da 2 amiche della ragazza uccisa che, preoccupate dall'assenza in ufficio di Nadia, sono andate a cercarla a casa. Nella villa non ci sarebbero segni di scasso, ma non si esclude l'ipotesi di una tentata rapina.
Dirigenti RAI e parlamentari del Friuli Venezia Giulia sono intervenuti a Villa Manin di Passariano all'apertura del convegno di 3 giorni sulla scommessa dell'informazione regionale tra satellite, decentramento e rete federata. La manifestazione organizzata dal Singrai è stata aperta dal segretario del sindacato Paolo Cantore, che ha detto: la politica deve avere la consapevolezza e il coraggio di fare in RAI molti passi indietro, perché nessuno possa più schierare l'azienda in favore di qualcuno. Cantore ha quindi ribadito il no del sindacato alla riproposizione in qualsiasi forma dell'idea dei professori di una rete federata costituita dalle redazioni regionali RAI in società miste, SPA, RAI, enti locali. Nella pagina della cultura vi parleremo della tournée europea dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e del balletto Il viaggio di Sherazade, che è andato in scena al Comunale di Firenze. Vediamo i servizi. Da Düsseldorf a Kiel, da Wolfsburg a Stoccarda, più una puntata a Strasburgo in Francia, in alcune delle più belle sale del mondo. 14 concerti in 16 giorni, un'avventura splendida e faticosa, una vera sfida ai severi appassionati tedeschi proprio sul terreno dei loro grandi compositori, Beethoven, Mahler, Richard Strauss. Una sfida vinta trionfalmente lasciando sorpresi ed ammirati pubblico e critici. Un successo doppiamente importante per la Sinfonica Nazionale della RAI, nata appena un anno fa a Torino, accorpando anche le orchestre di Milano, Roma e Napoli sotto la direzione di Frank Shipway. Bisognerebbe ricordarli ad uno i nostri generosi orchestrali, che hanno dato il massimo ogni sera superando le stanchezze e i disagi dei 4.000 chilometri sulle intasate autostrade tedesche. Citiamo per tutti il giovanissimo primo violino Alessandro Milani, 25 anni, che ha affrontato splendidamente per 8 volte il temibile assolo di Una vita d'eroe di Richard Strauss. Vero trionfo poi per il 30enne Andrea Lucchesini, solista nel quinto concerto per pianoforte e orchestra Imperatore di Beethoven. Un successo pieno, una conferma del ruolo primario della RAI anche nel settore della musica sinfonica per il prestigio culturale del nostro paese. Sherazade, il sogno del leggendario mondo delle 1001 notte che ispirò la musica di Rimsky-Korsakov ed il balletto dei primi del Novecento. Oggi però raccontato in modo diverso, per un pubblico diverso. Sherazade è una cantante pop. Il successo non la paga, cerca una felicità che non ha ed anche un'identità sessuale e con l'aiuto di una medium ripercorre le misteriose vie di altre esistenze passate. È stata una concubina cinese, addirittura un uomo, ed è stata la mitica Salomè, imperiosa seduttrice. È un viaggio quindi nell'inconscio, attraverso i misteri dell'Oriente. Questo è il tema del balletto messo in scena da Maggio Danza di Firenze, con l'associazione Le Tre Caravelle. Le danze sono di Carole Hermitage, coreografa americana, che ha voluto così riproporre su un tema molto erotico un classico della danza, con un vero e proprio colpo di scena. In primo piano per lo sport Roy Hodgson è il nuovo tecnico dell'Inter inglese, allenatore della nazionale svizzera. Hodgson si è presentato in italiano. Sentiamo Fedele La Sorsa. Ama il golf, il tennis e le belle donne. Roy Hodgson comunque appare meravigliato per la nutrita presenza di giornalisti e fotografi che lo attendono. E forse da uomo intelligente avrà anche capito quanta rilevanza ha il calcio nel bel paese. Per questo motivo ha voluto sottolineare che i suoi successi alla guida della nazionale svizzera sono maturati con il tempo, tanto tempo, ma dice di non essere severo.
non credo sia vero, solamente un allenatore serioso, un allenatore che vuole sempre con la squadra lavorare, e se è vero non credo molto, no. La sua veste ufficiale è quella di consulente tecnico del presidente Moratti, è quindi un dirigente e come tale potrà sedere in panchina. Insomma, non sarà l'uomo ombra che molti attendevano. Ci tiene a precisare che al 95% sarà al servizio della società milanese e con la nazionale svizzera avrà soltanto 2 appuntamenti da rispettare prima degli europei, uno a marzo e l'altro in aprile. E non percepirà 2 stipendi, uno soltanto, dalla società nerazzurra. Insomma, sarà l'Inter a finanziare, se così possiamo dire, in questi mesi la federazione elvetica. Hodgson ieri prendeva appunti a Bergamo e si sarà accorto che per rifondare la squadra c'è bisogno di molto lavoro e lo ha anche sottolineato. Insomma, per i suoi hobby sportivi e non, avrà davvero poco tempo. Era l'ultimo servizio per questa edizione, il prossimo TG1 alle 6:30. A tutti buonanotte. Oggi in Italia, Papa Giovanni Paolo II presiede al Vaticano una riunione straordinaria dei vescovi cattolici di Bosnia, Croazia, Nuova Jugoslavia, Macedonia e Slovenia sugli sviluppi di pace nei Balcani. Il Consiglio dei Ministri si riunisce a Palazzo Chigi alle 18:30 per discutere sulla reiterazione dei decreti legge in scadenza fino al 21 ottobre. A Montecitorio alle 15:30 riunione dei capigruppo per discutere sulla par condicio e sulle nuove norme per la nomina del Consiglio di amministrazione della RAI. Alla Commissione speciale per l'emittenza audizione del Presidente dell'Antitrust Amato. Alla Commissione Stragi audizione del Direttore del Sismi per l'inchiesta sulla lotta al terrorismo. Alla Commissione Esteri del Senato il Ministro Susanna Agnelli interviene sul dialogo euro-mediterraneo. A Rimini, ultima giornata del convegno sulla medicina organizzato dal Centro Pio Manzù sotto il segno di Ippocrate. A Palermo riprende il processo Giulio Andreotti. A Torre Annunziata, inchiesta sul traffico internazionale di armi, oro e riciclaggio del denaro. È previsto l'interrogatorio dell'ex capo della P2 Licio Gelli. A Genova convegno in occasione del 50° delle associazioni industriali. Interviene Luigi Abete. L'Istat diffonde i dati di luglio sul fatturato e quelli di agosto sulla produzione industriale. A Palazzo De Carolis, presso la Banca di Roma, convegno sul tema Perché volontari? Ricerca sulle motivazioni dell'attività di volontariato. Intervengono Pellegrino Capaldo e Cesare Graziani, rispettivamente presidente e responsabile del settore ricerche della Fondazione per il Volontariato. Oggi nel mondo, a Lussemburgo, Consiglio dei 15 ministri dell'agricoltura dell'Unione Europea. A Ginevra le Nazioni Unite celebrano la giornata mondiale contro la povertà. Al Cairo, 11ª Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo. Visita a Gerusalemme del Presidente della Commissione Europea Jacques Santer. Yasser Arafat, leader dell'OLP, è invece a Rio de Janeiro. Lo sport. Per il secondo turno di andata di Coppa UEFA si gioca Roma-Aalst, Lione-Lazio, Strasburgo-Milan. A Parigi presentazione del Tour de France di ciclismo. A Buenos Aires Coppa Latina di rugby. Accadde ieri, il 17 ottobre 1849, Frédéric Chopin muore a Parigi all'età di 39 anni, stroncato dalla tubercolosi. È tutto, l'agenda termina qui, ci rivediamo domani, arrivederci.